Raga, prima di iniziare il video ci tenevo a sponsorizzare due canali veramente che portano Magic in maniera incredibile, uno Arena e l'altro Magic Online, ma anche Arena. Lo zio Garbe, che ho già messo il link in iscrizione una volta, lo rimetto ancora, e Akira, due canali veramente top per quanto riguarda Magic in Italia. Ok. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora, siamo su Magic, oggi vai di mazzo Angeli, è un mazzo diciamo creato da me, nel senso non è che non ci sono liste per sto mazzo perché non è un mazzo super competitivo, anche se devo dire che sia qua che in cartaceo. Ne ho vinte abbastanza questo mazzo, che ho tutte le carte anche in real ovviamente, perché gli angeli sono le mie creature preferite. Ora lo spieghiamo un attimo, ripeto, se la partita va avanti più di tot turni sicuramente la portiamo a casa o quasi, se è strarapida è un rischio perché comunque noi la nostra curva di mana non è proprio strepitosa, nel senso, cioè tutte le robe grosse, cioè diciamo allora, quando abbiamo 4 terre possiamo fare tutto, però cioè, non è velocissimo, ecco. Dobbiamo prima rimuovere tutto la board dell'avversario, distruggere le creature, bloccarlo, prendere tempo per poi buttare i nostri angeli belli cicciotti. Ho anche una side, ma la side lo sapete è sempre un po' curiosa. E comunque, raga, per esempio, anche il mazzo dei titani, del titano primitivo, ho cambiato alcune cose nella decklist che ho fatto, perché ogni qualvolta trovo qualcosa che può migliorare il mazzo lo aggiungo, quindi anche su questo c'è la decklist sotto il video, però in descrizione. Però può sempre essere un po' modificata. Vabbè, andiamo perché qua stiamo cazzeggiando. Allora, abbiamo 26 terre intanto, 26 terre di robe particolari. Abbiamo il castello che tapo con 4 e crea una creatura che può essere utile in difesa. Cavern of Soul per non prendere incounterabili gli angelotti. Emeria che quando ho 7 o più pianure del cimitero mi ritorna una creatura. Ghost Quarter ho messa una che posso sacrificare e distruggo una terra, che se non so c'è il trono, c'è qualcosa di c'è una terra fastidiosa che la posso distruggere. E dopo tutte pianure, è molto semplice, però 26 terre servono perché servono, adesso capirete il perché. Va bene, come rimozioni abbiamo Patto Exile classico, esilio la creatura, Seal Away che posso giocarla con flash, quindi nel turno dell'avversario, e esilio una creatura tappata avversaria. Il Lightning Greaves che praticamente equipaggia una creatura e ha velo e rapidità, e mi serve così non è bersaglio di magie il mio Platinum Angel soprattutto, che poi spieghiamo insomma la mia carta preferita, che è anche il nome del mio nickname. Poi abbiamo Ghostly Prison, che è un giocatore avversario per attaccarmi deve, tipo, attacca con una creatura deve pagare 2, attacca con 2 creature deve pagare 4, però ogni creatura che attacca deve pagare 2, quindi a livello difensivo è devastante. Solito immancabile per me che amo Oblivion Ring, che esilio un permanente, non terra. Leyland of Sanctity, che tanti lo giocano in side e la voglio giocare nel mazzo principale perché se becco un mazzo rapido che spara almeno posso difendere. Praticamente io ho X-Proof, quindi con X-Proof se il mio avversario, non so, ha fulmine e mi deve fare 3 danni, non può farmeli. Poi abbiamo Ira di Dio, altra carta che amo, che distruggo tutte le creature in campo e non possono essere rigenerate. Quicksilver Amulet, che se lo tappo e pago 4 posso mettere una creatura dalla mano, quindi posso mettere visto che tutte le mie carte costano più di 4, cioè mettere un Iona che costa 9 a 4 mi dà quasi la partita, perché adesso spiego insomma la forza degli angeli. Vabbè, quindi sono tutte le rimozioni diciamo. Angioletti, allora abbiamo Arcangelo di Tune, Legame Vitale, aspetta facciamo vedere qua però che se no, o se no facciamo così, facciamo prima. Ecco. Arcangelo di Tune, volare, legame vitale. Ogni qualvolta guadagno punti vita metto più uno su tutte le creature che controllo. Diciamo che questa però mi serve perché è uno degli angeli più forti, ha un costo relativamente basso ed è utile. Più uno ogni creatura, difficilmente avrò tante creature in campo. Poi ho l'angelo flagellatore, volare, attacco improvviso, legame vitale, protezione dai demoni e draghi, che questa è fortissima, è un costo relativamente basso. Poi abbiamo il nostro caro Platinum Angel che ha volare, ma la cosa bella è che il mio avversario non può vincere e io non posso perdere. Se vado anche a meno 40 comunque non perdo. E deve essere questa, quando la metto devo avere in campo questa che praticamente la metto qua e c'ha
e insomma non può essere bersagliata, è molto molto utile. No, poi chiaro, possono sempre togliermela, però con quella in campo le possibilità di vincere sono moltissime. Poi abbiamo Avasin, volare, cautela, indistruttibile, tutti gli altri permanenti erano indistruttibili. Insomma, si presenta da solo. Iona, quando entra in campo scelgo un colore e sono protetto da quel colore. Se c'ho un mazzo mono colore davanti, insomma la vittoria è quasi assicurata. E poi un supplicare gli angeli che quando entra in campo, se è la prima carta che pesco, posso pagarla col costo di miracolo, gioco 2 pianure e dopo X mi metto X5 e mi sparo 5 creature 4-4 angeli con volare ovviamente. Questa invece è la side che diciamo deve difendersi soprattutto dal, dai mazzi che giocano dal cimitero, quindi abbiamo il Progenitus che esilia il cimitero dell'avversario, Dismember che è un istantaneo che giocare sul turno dell'avversario non ho tante carte che così posso eliminare e distruggere altre creature. Poi abbiamo Greater Aremansi che è importantissima se ho contro un mazzo che gioca tanti distruggi incantesimo, con quelli i miei incantesimi hanno velo. E poi abbiamo Well of Sun and Moon, che è lo stesso quando una carta sta andando al cimitero di un avversario, invece è messa sotto diciamo l'ultima carta del Grimorio, quindi non va in cimitero. Poi abbiamo il Viaggio del Nulla, quando praticamente quando entra in campo esilia una creatura, al costo 2, quindi se ho mazzi che hanno un avversario con tante creature mi sparo anche quelli, già che come, come se non bastassero tutte le rimozioni che ho. Poi il Banishing Light è come l'Oblivion Ring, quindi esilia un permanente non terra. E Phyrexian Unlife praticamente mi è utile che se ho un mazzo veramente avversario che mi butta a zero in pochissimi turni, con quell'incantesimo, se ho 0 punti vita non perdo, e quando sono a 0 praticamente se l'avversario mi fa altri danni diventano danni come da infettare, quindi vado a un segnalino infect, 2 segnalini infect, quando arrivo a 10 segnalini infect perdo. Ecco, questo è quanto, spero di aver spiegato bene, io direi di giocare, andiamo. Ok ragazzi, andiamo per la prima partita. Ecco, diciamo il vero problema di questo mazzo è questo, avere 3 terre sicuramente aiuta. Ecco, ne abbiamo una, perfetto. Questa già molto molto meglio. Questo ha 116 carte. Sono sempre paura quelli che giocano con 116 carte, però va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. No, no, no. Poi togliamo l'Oblivion. È un po' un rischio, però insomma, neanche tanto, dai. Siamo in attesa di Wonder Twin. Sì, ma adesso non è cattiveria, però cioè, se ti fermi anche 10 ore a pensare a questo. Ok, questo ce lo pappiamo subito. Buono. Diciamo, non è la mano più bella del mondo, ma questo mi scrive qualcosa. Good luck, spero di no in realtà. Speriamo che lui sia bello lento, bello peso, cioè così non abbiamo tempo. Ok. Ok, quantomeno i nostri angeli non sono counterabili. E già questo è qualcosa. Dopo il blu è comunque per me il peggiore, nel senso che se tanti neutralizza è pesantina per me. Ok. Carta sicuramente simpatica. Mettiamo una bella prigione, così si attacca, abbiamo una difesa. Chiaramente i due rischi sono o non avere terra all'inizio o averne troppe dopo. Diciamo che sono i due punti deboli. Se però tutto gira nella maniera giusta, diciamo non ho troppi problemi. Ovviamente sta carta quando faccio danno crea dei segnalini che poi può prendere punti vita in parole povere.
Adesso ne abbiamo il nostro amuleto, però è chiaro che non posso dopo mettere subito l'angelo di platino, perché se lui me lo distrugge lo perdo, quindi per quello devo aspettare di avere la protezione. Scry 1. Questo mazzo comunque forzato per poter giocare gli angeli che amo, cioè purtroppo il mazzo angeli non esiste, nel senso, cioè non è che in Modern c'è un mazzo angeli forte che ti permetta di vincere e dominare i tornei. Però noi ce ne sbattiamo dei tornei e ci dobbiamo divertire. Target player esilia card dal cimitero, sacrifica esilia card. Non ce ne frega molto. Era solo un pirla perché dovevo giocare questa, ma va bene, insomma. Diciamo che non siamo messi bene, siamo fortunati, diciamo in questo caso che anche lui non ha un mazzo, diciamo, velocissimo. Perché noi di creature ne abbiamo poche, cioè, quindi è chiaro che per questo momento non stiamo subendo danni, quindi va bene. Dovevo mettere il castello così che non c'era a creare pedine, ma vabbè, questi sono dettagli del cume che ogni tanto vaneggia. Ok. Allora, ogni mantenimento, avversario. Eh, ma vediamo, questa non la conosco. Eh, ah, ok. Questa è molto fastidiosa. Cioè, non mi ha fatto pescare praticamente. Porca miseria. Il problema è che non abbiamo neanche creature o qualcosa per poter levargliela. Ok, vabbè. Facciamo volare 2-5, simpatica. Non può attaccare perché ho la prigione. Ok. Ok, me l'ho pescato. Io comunque sono un pila perché mi sono dimenticato di farlo prima. Lui chiaramente non attacca con quella, sa che possa avere qualcosa. Certo, prendere danni da volare o mazzo angeli è un po' fastidioso, però quella la possiamo levare, insomma le rimozioni le abbiamo. Certo, questa è pesante. Questa è pesante, sì. Cioè posso fare solo una fase praticamente. Che bello. Non la capisco molto sta carta in questo caso. Ok. Ok, praticamente in pratica posso scegliere solo una fase, se ho guardato bene la carta. Sì, è una bella rottura di balle. Questo è anche equipaggiato. Adesso però la togliamo, questo. Ma che bastardo. Maledetto. Vabbè, noi creiamo umani.
Partita che sarà lunghetta, ho paura, eh? Vedi? Sì, sì, è veramente bruttissima. Posso fare solo, cioè posso solo pescare e combattere, però non posso poi fare nient'altro. Mamma mia che brutta, mamma che brutta. Mamma che brutta. Se nella prossima non pesco, e vabbè, insomma, cioè, porca troia. Che carta, questa cioè, non l'ho mai vista, sarà forse, probabilmente sarà una carta famosissima, però non la conosco. Vediamo se attacca. Questa la togliamo perché non ho proprio più voglia di vederla in campo. Me la neutralizza? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, non credo però. Ok, e la nostra difesa c'è. Non posso creare la pedina ovviamente. Ecco. In sto caso, ok, giochiamo Iona e siamo protetti dal blu. E mo vediamo che si inventa il nostro caro amico. Sicuramente, adesso vediamo, per carità, c'è anche il rosso che sicuramente qualcosa ce l'ha per poter rompere i maroni, però intanto ci siamo coperti bene. Però è vero che la chat è meglio toglierlo. Ecco così. Per la privacy. Mi starà insultando pesantemente probabilmente perché, cioè, se non so lui cosa può fare sinceramente, però se magari ti sbrighi perché io starei anche registrando, grazie. Cioè, questa è un colpo al cuore sicuramente per lui. Bisogna capire adesso cosa tira fuori il porcone. Ok, non ci spaventa. Ogni qualvolta lancia una magia rossa guadagna un punto vita. Peschiamo. Beh, ira di Dio diciamo che è meglio non pescarla. E noi cominciamo a picchiare. Ok, adesso lui penso a 7 segnalini e può guadagnare un punto vita. Scry 1. Partita un po' così, nel senso, mazzo suo onestamente non lo conosco, non l'ho mai visto. In questo momento è tutto nelle nostre mani, abbiamo anche l'angelo di platino, quindi sicuramente non male. Lui guadagna punto vita, ha tolto un segnalino. Però è chiaro che se non ci rimuove Iona, so cazzi per lui. Equipaggiamento 2. Se attacca possiamo anche esiliare la sua creatura, diciamo che siamo in bolla. Siamo in bolla in questo momento. Ok, fai.
chiaramente lui non so se può neutralizzare, però in realtà non può perché il blu non ce l'ha, quindi cioè non può lanciare magie blu teoricamente. Ok, diciamo che Iona infatti è andata, chiaramente non poteva fare altro che perdere la partita e godo. Ok, seconda partita, buono, quello che ci serve c'è. Cioè, avete visto con una carta ho vinto praticamente. Questo ha pochissime creature, ma quelle creature veramente fanno la differenza. È chiaro che cioè devo avere un mazzo comunque veloce, cioè non posso, contro un mazzo velocissimo le possibilità di perdere sono tantissime. Quando invece ho contro, vabbè questo non si sa perché, questo probabilmente è solo un mazzo, non so, è solo spari qualcosa così e concede, ok, andiamo a farne un'altra, grazie. Questo è già occupato. Ok, facciamo l'ultima partita, speriamo sia una bella partita, l'ultima è stata molto lenta. Non so perché ci ha visto la carta e si è concesso, ma vuol dire che il suo mazzo era proprio stracolpito da quella carta a sto punto. Vabbè, andiamo, sì dai, comunque le terre ci sono, questo è importante. Peccato non avere un amuleto, ma va bene. Adesso questo ci metterà 10 ore, che bello. È sempre piacevole quando ci mettono 10 ore perché non si capisce il perché, dai, madonna, dai, dai, dai. Oh, dai, un Toxite subito? No, e allora godo. E allora godo. Ok, le terre ci sono. Che è la prima preoccupazione su questo mazzo un po' curioso, un po' pazzo. L'ideale è terre, amuleto, angelozzo, bello cicciotto. E così si vince. Ok, cosa ci propone? Protezione dal bianco, non ci voglio credere, cioè, veramente trovare una carta in protezione dal bianco così al secondo turno ti fa capire che la partita non andrà bene. Molto good, molto good. Adesso perderemo per il Black Knight. Na 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 na. Quello è Black Knight, però vabbè. Tuttururururu. Solo io posso trovare un mazzo col Black Knight. Cavaliere nero, sì. Ok, ok, Beppe. Qua non posso fare niente. Ma perché? Ma perché? La 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 la. Vediamo come ci comportiamo. Non vedevo il Black Knight da 32 anni. Però va bene, insomma, dai. Noi siamo tranquilli. Questa carta non ci posso fare niente perché ho tutto un mono bianco, quindi cioè, lui può vincere solo con questa. Rido se succede, rido, ma cioè rido insomma, in realtà non tanto, però là, mettiamo questa. Se ha scartini robe varie può essere utile. Ma io prenderò danno solo dal Black Knight. To Black Knight. Sì, ma teoricamente, cioè, non dovrei avere problemi. Angelo. Secondo me adesso la partita può girare a favore nostro. Ah, questa non me l'aspettavo però. Ok.
Sì, perché comunque non mi bersaglia, giusto? Che palle. Vabbè, la possiamo togliere con l'Oblivion, però. No, ma zio che... Ma zio che... Non molto piacevole, purtroppo. Devo togliere per forza il titano. Che sforzo. Eh, scarto la carta, sì. Ok. Mi stava troppo sui maroni il titano 6, 6-6 così che ogni volta attacca, crea pedine. Qua meno guadagno, ho trovato per fortuna l'angelo giusto. Guadagno punti vita o punti vota. Adesso vediamo che si inventa la merda, perché lo odio questo posto sui maroni. Porca miseria. Vabbè, me ne ciao sinceramente. Ciao. Noi adesso dobbiamo attaccare e basta. Vediamo cosa ha lui. Di certo non me la può bersagliare. Io sono a 23, lui a 8. Ok. Dobbiamo far presto, madonna che fastidiosa quella carta. Vabbè, ciao. Con questa è andata. Che culo maledetto, ma che culo maledetto. Mamma mia, oh. Figlio di stronza simpatica. Perché, scusa? Ah, giusto, che pirla. Ogni tanto non mi dimentico le carte che ho bene. Eh. Non puoi, caro mio. Yes. E con questa, caro mio, hai perso. Anche se mi incazzo per niente perché mi incazzo, io mi incazzo. Ciao vecchio, hai perso, dai, cioè. Hai perso comunque, ma con questa ancora di più. Buono, buono, buono. È andata. Adesso mi starà insultando, si sa perché. Hai perso, hai perso, hai perso, papparero riro. Ok, è tornato. Castiamolo. Sono curioso di vedere cosa fa. Ok. Abbiamo creato le nostre pedine. E salvo cose strane.
Questo sta rosicando, non so il perché sta rallentando così. Cioè, hai perso, madonna, sta gente imbranata. Bello. Oh, il bambino ha perso. Vado ad aspettare i 5 minuti perché è un piccolo bambino. Bene raga, con questa immagine un saluto dal comandone veneziano. Ciao!